Entro fine giugno chiusa la partita delle ordinanze con le norme per sagre e fiere, così Zaia che preme anche per l'apertura dei confini. Non siamo gli untori d'Europa, dice. Il virus si può definire clinicamente morto, ma chiunque faccia previsioni per me è un demente. A dirlo il direttore dell'Istituto Anestesia e Rianimazione Ospedaliera di Padova, Paolo Novalesi. Necessaria l'accelerazione di completamento del Mose anche prima del 2021, a dirlo il candidato sindaco PD a Venezia, Pierpaolo Baretta. Gli hotel veneziani in ripartenza, entro fine giugno è prevista la riapertura del 70% delle strutture, attesa per la mostra del cinema a settembre. Non aveva esitato a rubare nei negozi nei primi giorni di marzo, nel pieno dell'emergenza sanitaria per il coronavirus, arrestato dai carabinieri un ventenne di Chioggia. Solidarietà nel segno del dono, ecco come gli agricoltori della CIA sono vicini a chi è in difficoltà dopo il Covid. Oggi consegnati 20 quintali di frutta e verdura destinati a 400 famiglie. Una mensa solidale per distribuire il cibo offerto da molte aziende della zona, volontari in piazza Ferretto ogni mercoledì e venerdì mattina. Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3 per l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In apertura, come sempre, la curva del contagio con i dati del secondo report di giornata di Regione Veneto con azienda zero. Sono zero i nuovi contagi su tutto il territorio regionale. Questo ci dice il bollettino ufficiale della Regione, quindi tutte le province sono a quota zero. Questo ovviamente il dato positivo, ma c'è l'altra faccia della medaglia, ovvero i decessi, che sono 9. Quindi nel corso di questa giornata dalle 8 del mattino alle 17 del pomeriggio i morti con coronavirus sono stati 9 in tutte le strutture ospedaliere del Veneto, 2 di questi nel veneziano a Dolo e a Villa Salus di Mestre. Questo sul fronte sanitario, una curva del contagio che comunque continua a essere in diminuzione. Proprio per questo, anche per questo, il governatore del Veneto Zaia preme per l'apertura dei confini, appellandosi ai governi, in particolare all'Austria. Non siamo gli untori d'Europa, dice il governatore. Noi abbiamo avuto il demerito, o meglio la sfortuna, ma anche il grande merito di aver provato il coronavirus in nome e per conto del resto del mondo occidentale. Siamo stati i primi. Noi non siamo gli untori d'Europa. Di fronte alla titubanza, se non riluttanza, di tanti paesi, il governatore Zaia torna sul fronte caldo dell'apertura delle frontiere, cruciale per il primo comparto veneto, quello turistico. L'appello soprattutto ai vicini austriaci è forte e chiaro, la polemica con i palazzi di Vienna tutt'altro che velata. Massima responsabilità, però le frontiere vanno aperte. Ancora non c'è nessun segnale, è inammissibile, è incomprensibile che i fratelli austriaci che fanno parte della nostra famiglia, ormai c'è un unicum, no, con queste comunità. L'Austria è una di quelle, come la Germania. Pensare che abbiano dei governanti che invece remano contro vuol dire che non hanno neanche capito, in barba al contratto sociale e alle idee di Rousseau, non hanno neanche capito cosa voglia dire rappresentare i propri cittadini. Insomma, il concetto per Zaia è uno solo, ovvero che il Veneto ora è sicuro. Lo dice la curva del contagio, lo conferma il modello matematico regionale elaborato in house. Quando si dice no, in house, qua c'è proprio veramente in house, qua non c'è proprio nulla venuto da fuori, e direi che funziona, perché se ci pensate, il modello che avevamo a febbraio, vi ricordate che vi dicevo avremmo gli ultimi pazienti residuali alla volta dei primi di luglio, ma accadrà proprio questo, che avremo 1, 2, 3 pazienti verso fine giugno, ma diciamo la grande scrematura sta avvenendo ed è anche avvenuta in buona parte. Anche per questo Zaia conferma per metà giugno l'intenzione di riaprire discoteche, sale da gioco, teatri e cinema. Per tutto il resto, come le fiere e i grandi eventi, l'orizzonte potrebbe essere la fine del mese. Io direi che se riusciamo, se i dati epidemiologici vanno nella direzione giusta, di chiudere la partita delle autorizzazioni per fine giugno. E c'è un fronte politico interno dopo le parole di Pierluigi Bersani, secondo cui se il centrodestra fosse stato al governo i cimiteri non sarebbero bastati. Ovviamente il
il riferimento è alle vittime del Covid. Spero che sia solo un'infelice uscita. Dopo, sapete, in Veneto c'è un detto, prima di parlare tasi, e penso che sia sempre buon adagio. E nel pomeriggio si è aperto anche un fronte istituzionale dopo che il governo ha impugnato la norma istitutiva del corso di laurea in medicina a Treviso. Noi andiamo comunque avanti e difenderemo la nostra legge, ha detto il governatore Zaia, rivendicando la legittimità dell'iter. Intanto un'altra polemica tra Roma e Venezia è servita. E oggi con Zaia nel corso del punto stampa c'era anche Paolo Navalesi, direttore dell'Istituto di Anestesia e Rianimazione all'azienda ospedaliera di Padova, che ha detto: oggi il virus si può definire clinicamente morto, ma chiunque faccia previsioni per ottobre per me è un demente. È una cosa che io non avevo mai visto prima e spero di non rivedere più. A parlare nel corso della conferenza stampa quotidiana è colui che il presidente Zaia ha definito l'uomo delle terapie intensive, colui che ha combattuto con il virus giorno dopo giorno. Mi sentivo tutti i giorni coi colleghi di Milano, che stavano una settimana avanti a noi, non so se poi avanti è il termine giusto, forse peggio di noi, e abbiamo cercato di fare tesoro della loro esperienza, delle loro difficoltà e devo dire prendere in considerazione quell'esempio. E giorno dopo giorno il Veneto oggi può fare un sospiro di sollievo. Oggi i pazienti positivi al Covid ricoverati in rianimazione in tutta la regione sono 2. I pazienti che hanno avuto il Covid, sia positivi che negativi, sono 20. Quindi abbiamo 18 pazienti che sono stati Covid e sono ancora ricoverati per sequele della malattia e 2 pazienti che hanno ancora la malattia in fase acuta. Stando a questi numeri, evidenzia Navalesi, il virus si può definire clinicamente morto e la situazione sotto controllo. L'impatto clinico, almeno sulle terapie intensive, oggi è molto modesto. Sta scendendo anche sugli altri reparti e quindi quella frase va letta, quell'avverbio va letto per quello che è il suo significato. Io conosco Alberto Zangrillo, un uomo intelligente, e non penso che abbia detto "bon, finito, non ci pensiamo più". Guardi che l'hanno vissuto un problema grande come una casa e lo sanno, però siamo più pronti di prima e lo affronteremo se si ripresenterà. Non sappiamo cosa succederà a ottobre, però mi permetta, sarà molto più facile a ottobre di quanto non è stato a febbraio. Fare previsioni però è troppo difficile al momento. Chiunque oggi faccia una previsione su quello che succederà a ottobre, per me è un demente. Perché siccome è come lanciare una monetina in aria, io non mi gioco la mia credibilità sul 50% di probabilità, perché quello è. Se chiede a me, stante il mio inguaribile ottimismo nella vita, perché sono stato un uomo fortunato e quindi vedo tutto rosa, no. Parole nette quelle di Navalesi, ma cambiamo argomento e parliamo dell'acqua alta. Ieri sera c'è stato un picco anomalo fuori stagione, oggi di Mose è ritornato a parlare nel corso della nostra diretta il candidato sindaco Pierpaolo Baretta, che è anche sottosegretario all'economia. L'acqua alta di giovedì sera, che ha raggiunto i 119 centimetri in mare, fenomeno anomalo per il periodo, il terzo in 20 anni, ha portato il candidato sindaco PD Pierpaolo Baretta a evidenziare ancora una volta la necessità di completamento del Mose. Un'accelerazione il massimo possibile del completamento del Mose. Abbiamo visto che l'altro giorno c'è stato una prova generale che è sostanzialmente riuscita, e questo è molto importante. In queste ore probabilmente non è ancora pronto, come è stato detto, ma si può pensare legittimamente di non arrivare alla fine del 21, che è la data programmata, ma già ipotizzare per la fine di quest'anno. Mi auguro di poterlo utilizzare, spero che continuino i collaudi e continuino in maniera positiva. Baretta poi sottolinea come i cambiamenti climatici stiano dando i loro effetti e quindi si debba intervenire per evitare brutte sorprese. Dobbiamo assolutamente mettere in moto un processo di studio e di monitoraggio. Noi abbiamo istituito un centro per lo studio dei cambiamenti climatici nell'ultima legge di bilancio, come governo l'abbiamo messo a Venezia. Io penso che Venezia possa candidarsi ad essere la capitale mondiale degli studi
sui cambiamenti climatici, perché tutte le città d'acqua sono di fronte ad un rischio drammatico degli effetti dei cambiamenti climatici. Quindi va bene il Mose, va bene le nostre tutele, ma è necessario anche un salto di qualità e Venezia deve in qualche modo intestarsi questo ruolo che gli spetta, direi quasi naturalmente, di essere il punto di riferimento per studiare i cambiamenti climatici in Italia e nel mondo. Hotel veneziani, quindi non potrebbe essere altrimenti alla prova della ripartenza. Entro fine giugno è prevista la riapertura del 70% delle strutture, attesa anche per la mostra del cinema. Gli hotel veneziani alla prova della ripartenza. Alcuni gettano il cuore oltre l'ostacolo e, rispetto alle previsioni più cupe, sono già una cinquantina gli hotel aperti in città. Abbiamo una cinquantina di alberghi che hanno avuto il coraggio di riaprire. Giorno dopo giorno sono partiti in 2 il giorno 18 di maggio, poi giorno dopo giorno si sono aggiunti. Una situazione strana perché in realtà qualcuno di loro ha già un tasso di occupazione che per un periodo come questo è accettabile, intorno al 25%, altri invece sono proprio completamente vuoti. Il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, Claudio Scarpa, ha le idee ben chiare sul prossimo futuro. Abbiamo avuto dalla SAVE l'assicurazione che ripartiranno le principali compagnie aeree, quindi si riapriranno i mercati internazionali e quindi è evidente che si apriranno per questo motivo anche gli alberghi. Conto che per fine giugno il 70% degli alberghi sarà aperto, poi alcuni salteranno a settembre quando inizierà la Biennale Cinema ed altri invece, soprattutto le aziende familiari che hanno la proprietà dell'immobile, forse potrebbero essere tentate di saltare addirittura l'anno e arrivare ad aprire alla primavera del 2021. Il momento è difficile, ma ottimismo e voglia di fare non fanno difetto. Il tasso di occupazione previsto ovviamente è basso per i mesi estivi, 10-15%, 20% al massimo, salirà nei mesi autunnali 35-40%, ma tutto dipende dal virus poi, perché se ci sarà una seconda ondata ovviamente anche questi dati andranno cambiati. Si tratta di un anno di sopravvivenza e noi albergatori siamo abituati a sopravvivere anche nei momenti più difficili e ce la faremo. Non aveva esitato a rubare nei negozi, alcuni dei quali chiusi a causa del lockdown. È stato arrestato un ventenne di Chioggia. Sempre odiosi i furti, questi ancora di più perché commessi nel periodo dell'emergenza sanitaria. A Chioggia i carabinieri hanno individuato il presunto autore di 5 colpi, un ventenne della città sottoposto agli arresti domiciliari. Secondo quanto ricostruito, il giovane, noto ai militari, sarebbe entrato in 5 esercizi commerciali, un panificio, una sanitaria, una cartolibreria e in centri estetici, approfittando del buio della notte tra il 1° e il 12 marzo, i giorni in cui l'Italia chiudeva per lockdown. Durante i furti il giovane, incastrato dalle immediate segnalazioni delle vittime e dal riscontro di alcune impronte digitali, avrebbe rubato 570 euro in contanti, un cellulare, 500 gratta e vinci per un totale di 3.500 euro. Manifestazione sobria dato il periodo di emergenza per i carabinieri di Venezia in occasione della festa per i 206 anni dalla fondazione dell'Arma, alla presenza del prefetto Vittorio Zappalorto, del comandante provinciale colonnello Mosè De Lucchi e del comandante del 4° battaglione carabinieri Veneto tenente colonnello Giovanni Occhioni. La cerimonia nella sede di Mestre del battaglione, l'occasione per tracciare un bilancio dell'attività dell'anno trascorso, oltre 140.000 le chiamate al 112, più di 50.000 quelle registrate in questi mesi di emergenza sanitaria, in diminuzione in generale i reati, in leggera crescita solo quelli informatici, in particolare le truffe online. Solidarietà nel segno del dono, ecco come gli agricoltori della CIA sono vicini a chi è in difficoltà in questo periodo. Oggi sono stati consegnati ben 20 quintali di frutta e di verdura che saranno destinati a 400 famiglie della città di Venezia. C'è il radicchio rosso tondo di Chioggia, ci sono le carote e le patate raccolte in aziende della Bassa Padovana e poi le mele trentine. In tutto 20 quintali di frutta e verdura caricati in camioncini e consegnati al punto di raccolta della Caritas di Venezia a Zelarino, da dove, grazie alle parrocchie, saranno distribuiti in giornata alle famiglie in difficoltà.
A muovere questa grande macchina della solidarietà ASES, Agricoltori, Solidarietà e Sviluppo, la ONG della CIA. Il fatto di essere solidali non è un fatto così per mettersi in mostra, ma è un fatto che noi come agricoltori abbiamo al nostro interno. Ricordo che recentemente sicuramente meno, ma negli anni passati le varie aziende lavoravano insieme per la raccolta dell'uva, per la mietitura del grano, per la raccolta del mais. La solidarietà sta proprio nel nostro DNA e penso che questo sia di buon auspicio per dare delle speranze a un ricambio generazionale nel settore primario, per un futuro migliore e per una qualità alimentare che noi dobbiamo difendere, che è quella italiana. Ma purtroppo in questa fase sono entrate in difficoltà anche parecchie famiglie italiane, c'è stato un aumento del 114% di persone che vanno alla Caritas per ricevere un aiuto e quindi era un obbligo morale intervenire. 400 le famiglie che saranno raggiunte in queste ore in tutta la città di Venezia dai volontari che li hanno seguiti e sostenuti in questi mesi. In questi 3 mesi c'è la necessità di avere un bisogno alimentare, cioè quello di avere un pasto caldo. Vediamo che invece in queste ultime settimane i bisogni sono aumentati, non solo quelli dell'aspetto alimentare, ma anche vengono sempre più a chiedere il pagamento delle bollette, la rata di mutuo, l'affitto. Una mensa solidale per distribuire il cibo offerto da molte aziende della zona. I volontari dell'Associazione Arte e Cultura Veneta della parrocchia di Carpenedo saranno in piazza Ferretto ogni mercoledì e venerdì mattina. In piazza Ferretto per distribuire a chi ne ha bisogno il cibo donato da molte aziende veneziane. Una mensa solidale, quella aperta dai volontari dell'Associazione Arte e Cultura Veneta, in collaborazione con la parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio di Carpenedo. Copiando la bella abitudine dei napoletani, io lascio e tu prendi. Praticamente delle aziende del nostro territorio di alimentari ci hanno donato parecchie cose, diciamo biscotti piuttosto che pasta, sughi, olio e quant'altro. Praticamente noi le doniamo a chi veramente ha bisogno, alle famiglie, agli anziani e a chi ha bisogno. I volontari saranno in piazza 2 mattine a settimana, il mercoledì e il venerdì, in concomitanza con i giorni di mercato. Il compito nostro è quello di far felici e di aiutare le persone che hanno questo tipo di problema. Se uno non ha un piatto di pasta da mettere in tavola, noi abbiamo tutto, abbiamo la pasta, il sugo, abbiamo comprato zucchero, latte, abbiamo di tutto e quando loro hanno bisogno, l'unica cosa vogliamo che vengano a cuore aperto e senza paura. Con noi deve venire a cuore aperto come noi lo accogliamo a cuore aperto. E non si fermano le proteste contro la realizzazione del nuovo inceneritore di Porto Marghera in zona Fusina, che ha ottenuto il parere positivo sulla valutazione per l'impatto ambientale dalla Commissione regionale VIA. In mattinata i giovani del Fridays for Future hanno occupato la sede di Veritas, la municipalizzata che gestisce il ciclo dei rifiuti in via Porto di Caverniano. Un progetto che nonostante il no della popolazione sarebbe andato avanti, hanno spiegato i manifestanti presenti con striscioni e megafoni. Una prima protesta a metà del mese scorso davanti ai cancelli della struttura, nuova assemblea pubblica a Marghera invece nel pomeriggio. Andiamo a Chioggia, dove il vescovo Tessarollo ha dato lettura del decreto con cui Papa Francesco ha proclamato venerabile un sacerdote chioggiotto, padre Emilio Venturini, che si avvia così verso la gloria degli altari. La diocesi di Chioggia con le campane a festa per la proclamazione di padre Emilio Venturini, un sacerdote vissuto tra fine 1800 e inizio del Novecento, dichiarato venerabile da Papa Francesco. A dare lettura del decreto del pontefice è stato il vescovo di Chioggia, Monsignor Adriano Tessarollo, durante una solenne concelebrazione eucaristica nella giornata di San Filippo Neri. Nella cattedrale di Chioggia abbiamo celebrato una messa nella quale è stato letto il decreto con il quale Papa Francesco ha dichiarato la venerabilità del padre Emilio Venturini, un sacerdote vissuto a Chioggia alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento,
che ha dedicato la sua vita al servizio dei poveri, degli ultimi. Un'attenzione costante ai più bisognosi. Per questo ha fondato anche un'istituzione chiamata Istituzione San Giuseppe, per prendersi cura di queste orfane soprattutto, ma anche di tanti poveri, bisognosi. Così Monsignor Tessarollo ha poi descritto padre Venturini nell'omelia. Vuol dire che è avviato sulla strada degli altari. Ecco, gli auguriamo, ho concluso nell'omelia, che se adesso lo riconosciamo come il venerabile della Cali Accanto, perché ha vissuto soprattutto nel servizio in giro per le cali di Chioggia, che possa diventare tra poco anche il beato e il santo delle Cali Accanto. Vi ricordo in un'ultima battuta, rivediamo insieme i dati del contagio in Veneto, in particolare in provincia di Venezia. Il secondo report di giornata della Regione del Veneto con azienda zero parla di 0 contagi in tutte le province del Veneto, compresa Venezia, dove i casi di positività al virus, i casi attuali, sono 113. Negativizzati in provincia di Venezia sono 2.263 soggetti, mentre si trovano in isolamento domiciliare ancora 162 persone. Dicevamo in apertura del telegiornale che l'altra faccia della medaglia è rappresentata dai decessi, che oggi sono stati tanti, ben 9 in tutto il territorio regionale, 2 di questi nel veneziano, a Villa Salus a Mestre. L'altro decesso invece si è registrato all'ospedale Covid di Dolo. I ricoverati in terapia intensiva positivi al virus in tutto il territorio regionale sono soltanto 2, quindi il dato è praticamente prossimo allo zero. Su questo si è soffermato a lungo oggi il presidente Zaia con il dottor Navalesi dell'azienda ospedaliera. Questo quindi è il quadro aggiornato alla sera, il secondo report di giornata. È davvero tutto per questa edizione di Venezia, vi ringrazio per l'attenzione, adesso ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Ci attende un weekend con tempo instabile. Sabato insisterà una certa variabilità e poi domenica l'arrivo di una nuova perturbazione. Vediamo intanto il dettaglio del 6 giugno. Sul Veneto al mattino avremo qualche rovescio sui monti alternato a pause asciute e soleggiate. Dal pomeriggio però non si esclude qualche acquazzone anche sui restanti settori della nostra regione. Temperature fino a 17 gradi per quanto riguarda le minime, le massime invece oscilleranno tra i 20 e i 27 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tempo via via più instabile, inizialmente qualche schiarita, poi precipitazioni piuttosto diffuse. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime comprese invece tra i 22 e i 24 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove lo scenario sarà decisamente simile, con più sole nella prima parte della giornata e con piogge frequenti nel pomeriggio e in serata. Temperature minime sui 13-14 gradi, massime invece fino a 26 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.